Fa discutere la nota del Vaticano che chiede di rimodulare il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia. Vediamo i punti salienti nell'intervista della Santa Sede con Giovan Battista Brunori. Il passo formale con il quale il Vaticano chiede una diversa modulazione del disegno di legge contro l'omotransfobia, alzando il livello dello scontro e mettendolo su un piano diplomatico, continua ad infiammare il dibattito. La Segreteria di Stato Vaticana, infatti, ha espresso preoccupazione per una legge che, come si legge nella nota verbale consegnata all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, metterebbe a rischio libertà previste dal concordato tra Stato e Chiesa. Alcuni contenuti del disegno di legge, sintetizza l'Osservatore Romano, riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica in tema di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale, ovvero quelle libertà sancite dall'articolo 2 ai commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del concordato del 1984. Secondo la Santa Sede, insomma, il disegno di legge Zan rischia di interferire con il diritto dei cattolici alla piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Ad agitare il mondo cattolico, in particolare, l'istituzione della giornata contro l'omofobia nelle scuole di ogni ordine e grado, prevista dall'articolo 7 del disegno di legge. Dalle scuole cattoliche alle aule di catechismo, alle chiese, si temono discriminazioni e possibili conseguenze giudiziarie nell'espressione delle proprie idee. Il PD ribadisce il sostegno al disegno di legge sull'omotransfobia, una norma di civiltà per Letta che si dice disponibile al confronto. Il Parlamento è sovrano, niente ingerenza, è il monito del Presidente della Camera Fico. Nei 5 Stelle ancora tensioni sullo statuto del movimento. Daniele Petraroli e Alfredo Cardone. Il disegno di legge Zan, già approvato alla Camera lo scorso novembre in attesa di essere discusso dal Senato, ha come obiettivo il contrasto all'omofobia e alla transfobia. Nel primo articolo parla di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Nel secondo sanziona chi istiga a compiere atti di discriminazione fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità, oltre a quelli già previsti per motivi razziali, etnici o religiosi. Tra i punti contestati l'identità di genere e l'estensione del reato di propaganda anche per motivi di orientamento sessuale. Quest'ultimo, secondo i detrattori della legge, configurerebbe rischi per la libertà d'espressione e non sarebbero sufficienti dunque le tutele previste all'articolo 4 per il pluralismo delle idee. Polemiche infine per l'introduzione all'articolo 7 della giornata nazionale contro l'omotransfobia. In difesa del DDL è il firmatario della legge, il PD Alessandro Zan, che si dice incredulo dell'ingerenza vaticana. È senza precedenti, spiega, e il presidente della Camera Fico. Noi non accettiamo chiaramente ingerenze come Parlamento, il Parlamento è sovrano e tale rimane sempre. Il segretario Dem Letta si dice disponibile a sciogliere i nodi, ma ribadisce: è una legge di civiltà e confermiamo il nostro impegno per farla approvare. Noi siamo convinti della bontà del DDL Zan, siamo convinti fin dall'inizio, è stato un lavoro importante fino adesso fatto alla Camera, adesso è arrivato al Senato. E nella prossima capigruppo, che dovrebbe tenersi nel pomeriggio, il centrosinistra e i 5 Stelle sarebbero pronti a chiedere la calendarizzazione in aula del DDL. Beppe Grillo versus Giuseppe Conte, ad un passo dalla rottura. I titoli sui principali quotidiani raccontano di una tensione crescente tra i